Ultima domenica di luglio e noi vi diamo il benvenuto come sempre dalla Stella di Vinci perché è un appuntamento fisso dell'ultima domenica di luglio, è quella, la giornata della Stella di Vinci e noi vi diamo il benvenuto da questa frazione del comune proprio di Vinci dove ci sarà la giornata, si partirà con la categoria allievi, queste che state vedendo sono proprio le immagini del pre-gara, il Gran Premio Panificio Vescovi e nel pomeriggio il Gran Premio Neri Sottoli dedicato alla categoria Juniores. Qui nelle immagini vediamo anche i membri della società organizzatrice, il presidente Giacomo Lamanna, presidente della SD La Stella, gli amici di Claudio. E qui il momento, come ogni anno, di arrivare al cimitero proprio di La Stella dove è sepolto colui che ha prima ideato la gara alla Stella e che poi viene ricordato da quando ormai non c'è più, Claudio Cecconi, insieme al presidente Lamanna anche Gabriela Menichetti che stiamo vedendo, eccola qui la tomba di Claudio. Siamo ormai veramente a 20 anni dalla sua scomparsa, come potete vedere. È stato lui il promotore, è stato un alto dirigente non solo di La Stella, ma un grande dirigente per quello che riguarda il ciclismo, amato veramente da tutti, un grande impegno per portare avanti questa gara, lo ha fatto per tantissimi anni. Viene ricordato subito dopo nacque proprio la SD La Stella, gli amici di Claudio, portata avanti prima da Gabriella, che per anni è stata presidentessa della società, e adesso da Giacomo Lamanna, che è il presidente da qualche anno. Una gara che comunque era molto cara, mentre intanto qui le varie formazioni che stanno salendo sul palco, chiamate da Antonio Mannori, dalla voce storica del ciclismo toscano Antonio Mannori. Dicevamo una gara storica, una gara che era molto cara anche a un'altra persona che viene ricordata perché come potete vedere 29esimo Gran Premio Neri Sottoli a Giuliano Baronti. Giuliano Baronti che amava questa corsa probabilmente al pari del Gran Premio Industrie di Larciano, Artigianato di Larciano che si corre quest'anno nel mese di settembre. A quei tempi negli anni indietro si correva un altro calendario, però comunque sia lui amava queste due corse anche perché legava un'amicizia, quella tra Claudio e Giuliano, quindi due veramente amici. Le varie formazioni che si stanno schierando sarà un'edizione record, 150 partenti, tante formazioni, avevo visto il team Belvedere con il campione abruzzese, la Infocars S Motors con il campione veneto, il Teamwork Service Coratti che è al via, loro sono un po' più abituati alle trasferte, specialmente le trasferte in Toscana, quindi con il direttore sportivo Andrea Bardelli. Mentre stiamo vedendo anche Daniela Anderlini che ha curato la segreteria, mentre qui nelle immagini anche Stefano Baronti con il fratello Alessio sono presenti e non potrebbe essere niente. Un grande saluto anche a Franco Mazzoncini in arte Pinze, che ovviamente fa parte della storia del ciclismo. Mentre abbiamo visto i due direttori di corsa che saranno Francesco Zingoni e Fabrizio Arzilli, che cureranno quindi la direzione di corsa di questa giornata qui alla Stella di Vinci. Pronti per il via Gaia Passerini, Massimo Fogli, via Ufficioso, perché è il Gran Premio Panificio Vescovi, ci sarà Valerio Vescovi ad aspettare i ragazzi davanti proprio al panificio a Mastro Marco, quindi praticamente neanche si fa un chilometro perché subito dopo la rotonda c'è il chilometro zero dove ci sarà il Valerio Vescovi ad aspettare davanti al suo negozio questi 150 atleti. Giovanni Baldini che è il giudice di arrivo con Valerio Pagni pronto a immortalare l'arrivo. Eccolo lì Valerio Vescovi pronto a dare il via per questa edizione storica. Abbiamo detto 150 atleti pronti e partenti, veramente pronti, si prende il fischietto e si abbassa la bandierina e si parte per questi 82 chilometri che saranno da vivere intensamente. Per questi abbiamo visto subito davanti le maglie del campione Veneto, che proprio lo riconosciamo nel dettaglio. Ricordiamo che nel dettaglio il percorso prevederà la salita di Poggio Tempesti per 2 volte e poi si andrà ovviamente verso l'arrivo finale, l'ultimo giro, quando praticamente ci sarà il suono della campana. Si farà un giro molto molto più corto, si passerà dall'Apparita e poi si arriverà verso il traguardo dopo 82 km. Siamo intanto al 7° chilometro di gara. Due uomini
che sono usciti dal plotone. Si tratta del corridore della BES di Calenzano, Filippo Federici. Con lui viaggia il corridore del gruppo sportivo Iperfinish, ma già rintuzzato era Tommaso Roggi, e sono proprio le maglie intanto bianco-rosa che si muovono, la formazione plurivittoriosa del gruppo sportivo Iperfinish, che si muove sul gruppo. Adesso dopo Roggi a muoversi è Marco Spanio, abbiamo ricordato prima di Federici, il prossimo anno sarà compagno di squadra insieme a Marco Spanio al team Vangi il Pirata di Matteo Berti, mentre si muove Francesco Dell'Olio del Pirata, è il corridore che si è mosso nel dettaglio, lo abbiamo visto, lui occhio perché è uno dei favoriti quest'oggi, anche lui il prossimo anno sarà alla corte di Matteo Berti alla team Vangi il Pirata, il corridore diretto da Andrea Campagnaro quest'oggi. Adesso siamo al chilometro 22 di gara con il gruppo che marcia di nuovo compatto, e sono le maglie del Teamwork Service Coratti. Occhio perché in gara c'è colui che ha vinto la Pisa Volterra, ovvero Monty Mannion, l'australiano arrivato dalla terra dei canguri come suo fratello, che ha vinto. Siamo in zona Stabia in questo momento, come possiamo vedere, tratto di strada a favore per in questo momento, con proprio Monty Mannion a fare l'andatura con Luci alle sue spalle. Ricordiamo anche i ringraziamenti per quello che riguarda i vari comuni, il comune di Vinci, quello di Cerreto Guidi e quello di Lamporecchio, i ringraziamenti ovviamente al panificio Vescovi, alla Neri Sottoli, al circolo di Lazzaretto, che darà da mangiare ovviamente a tutti gli addetti ai lavori, anche agli atleti per quello che riguarda gli juniores. Siamo sulla prima volta della salita, dello strappo in realtà di Poggio Tempesti. Non è proprio una salita impegnativa per quello che riguarda, però comunque sia ha sempre regalato dell'emozione. È uno strappo, è una salita possiamo dire storica per chi è della zona, diciamo anche della Val di Nievole o della zona dell'Empolese. È il classica salita che si fa anche durante gli allenamenti. Intanto ricordiamo anche che dobbiamo ringraziare anche la Moto Informazione, che curerà ovviamente quella di Piero Germelli in collaborazione con Pegaso Bike Service di Lorenzo Volpi e Adriano Dini, anche, che quindi sono loro che ci daranno le informazioni. Ed è Duccio Menici, che adesso del team Val di Nievole, dopo un grande lavoro di Agnini sulla prima volta del Poggio di Poggio Tempesti, scusate, viene da dire il Poggio. Stiamo tornando verso la stella con alcuni atleti stanno provando ad avvantaggiarsi, 3 atleti per quello che riguarda del gruppo, maglia del gruppo sportivo Iperfinish. Di nuovo c'è il campione veneto, quello della formazione della Infocars, come possiamo vedere, e c'è ancora Francesco Dell'Olio lì davanti, e dietro le maglie della formazione del Team Work Service Coratti di Andrea Bardelli, della formazione dell'Iperfinish. Aveva provato la sortita Agnini. Eccolo qui, siamo al passaggio con il gruppo che non lascia spazio al tentativo di Agnini, Dell'Olio e del campione veneto. Ripresi quindi, gruppo che torna di nuovo compatto. Ceccato, Edoardo Ceccato era il corridore in fuga con loro. Abbiamo prima detto più volte, stiamo in zona di Cerbaia di Lamporecchio, davanti alla zona, proprio davanti alla ditta Neri. Abbiamo ricordato prima che questa era una corsa a cui tanto teneva Giuliano Baronti, sono presenti i suoi 2 figli Alessio e Stefano, che portano avanti questa grandissima tradizione di famiglia. Siamo con un tentativo di fuga della team ciclistico Paletti. Abbiamo visto primo piano di Nicolò Fiumara, corridore del gruppo sportivo Iperfinish. Questo invece si tratta di Tommaso Roggi. Poi vediamo ancora le maglie della formazione stiamo vedendo della città di Castello. Eccolo lì che lo vediamo, si tratta di Federici per la Foscobessi di Calenzano, e per quello che riguarda la formazione della Empolese si tratta di Leonetti, e con anche Troga della Team Strabici. Occhio perché Leonetti, secondo posto a Pieve Fosciana nel campionato regionale, vinto poi da Emanuele Favilli. Occhio perché dietro si muove Monty Mannion, il corridore australiano. Si muove di nuovo Francesco Dell'Olio, tra i più attivi si muove Duccio Menici. Sembra aver trovato lo smalto dello scorso anno, il campione
campione regionale della categoria esordienti lo scorso anno, era in maglia Foscobessi, è tornato alla corte del presidente Franco Sarti dopo un anno alla formazione fiorentina della Foscobessi. Sembra finalmente aver preso anche un po' mano con la categoria, il corridore diretto in ammiraglia da Galeotti e da Bartolini, ma vediamo che la situazione si è evoluta ancora per l'ennesima volta. Siamo in questo momento con le immagini, siamo arrivati al 53esimo chilometro di gara, abbiamo un tentativo, vediamo Menici, Fiumara, Agnini, abbiamo riconosciuto Francesco Dell'Olio sicuramente in questo tentativo, poi dovrebbe esserci della formazione dell'Empolese, abbiamo riconosciuto il corridore, dovrebbe essere Di Stefano, il portacolori della formazione. Poi vediamo qui davanti a fare l'andatura del work service è Lorenzo Ferraro, che viaggia comunque con altri compagni di squadra, perché insieme a lui dovrebbe esserci Graziani e Monty Mannion. Eccolo qui il corridore proveniente, e anche Emanuele Favilli, eccolo qui. C'è anche Favilli, sono seguiti dalla motoinformazione, quella della formazione, quella di Germelli. Questi sono alle spalle, un ritardo in questo momento di 15 secondi per questi atleti guidati dall'atleta della formazione della Gubbio Ciclismo Moccaiana. Si tratta in questo momento di Giorgio Bramini Goretti, che sta facendo, chiude il drappello il corridore Andrea Mori, anche lui è il primo anno in categoria. Insieme anche a loro viaggiava il corridore della formazione del team Belvedere Niccolò Arena, sicuramente uno degli atleti più interessanti di questa formazione, e poi anche il corridore della Potenzia, ovvero Romanelli. Intanto dietro sono le maglie della Infocars, siamo al passaggio con la formazione, siamo a 2 giri dalla conclusione con Monty Mannion a fare l'andatura, 2 giri alla conclusione. E passa adesso il gruppo, 42 secondi il ritardo, davanti sono le maglie dell'Umbria, ma niente da fare, anche le maglie della Ceretolese, si muovono proprio le maglie, sembra essere Giorgio Bramini Goretti che si provava a rimuovere di nuovo, era il corridore della Gubbio Ciclismo Moccaiano, una stagione molto positiva per lui, ha fatto un bellissimo Gran Premio di Liberazione a Roma, è protagonista quel giorno. Chiedono il vantaggio, ragazzi, avete 55 secondi adesso, se ci potessero sentire chiaramente, 70° chilometro di gara. Adesso a fare l'andatura si tratta di Graziani, il corridore diretto da Andrea Bardelli. Occhio perché la work service ne ha inseriti 3: Graziani, Ferraro e soprattutto il vincitore della Pisa Volterra Monty Mannion. Francesco Dell'Olio del Pirata, Cosmetta Alvangi Samaricambi, Duccio Menici del team Valdinievoli, Di Stefano dell'Empolese, Fiumara della Cim Ciclisco Paletti e Favilli e Agnini della formazione dell'Iperfinish. Iperfinish che anche questa volta si dimostra di nuovo la propria forza e viene via dal gruppo Duccio Kovacs del gruppo sportivo Butese, il corridore diretto da Santerini in ammiraglia. Anche lui il prossimo anno sarà uno delle pedine nella formazione e nello scacchiere di Matteo Berti al team Vangi il Pirata. Mentre dietro anche le maglie, si vedono anche le maglie di Brogi della formazione della Olimpia Valdarnese. Adesso stava provando la sortita dal gruppo Muricci, positivo per lui il campionato toscano, anche per lui, atleta multidisciplina. Arrivano anche le maglie della Cotignolese lì davanti, ma il ritardo continua a salire perché siamo a 55 secondi. L'Empolese chiaramente ha un corridore davanti, abbiamo visto anche Tommaso Foglia andare subito a chiudere su Kovacs. Guardate, siamo alla stella, suonerà la campana e prova a forzare, guardate la forza che ha questo ragazzo, zona transennata, suona la campana, è l'ultimo giro, si decide tutto qui, il Gran Premio Panificio Vescovi, prova l'attacco Monty Mannion, il corridore proveniente dall'Australia, arrivato alla corte di Andrea Bardelli qualche tempo fa, vincitore all'esordio della Pisa Volterra. Arrivano più staccati Di Stefano, Favilli e Duccio Menici, passano ora, ritardo per questi atleti di pochissimi secondi, una dozzina di secondi il ritardo di questo drappello. Arriva adesso il gruppo al passaggio, 54 secondi il ritardo del gruppo,
pensiamo che potrebbero essere loro a giocarsi la vittoria finale. Aspettiamo veramente di vedere quello che succederà. Siamo a 4 km dalla conclusione, intanto con le maglie del Team Work Service Coratti sono rimasti in 6 e sono 3 maglie Work Service Coratti, con davanti Graziani, Mannion e in ultima posizione Ferraro. Nel mezzo Francesco Dell'Orio, Niccolò Fiumara e Edoardo Agnini. Una gara, un finale bellissimo, come ogni anno, quello del Gran Premio Panificio Vescovi. Noi abbiamo ringraziato prima anche gli sponsor, perché la Grafica 2000, la Vescovi Renzo, Costruzioni Stradali, Lato Carrozzeria, la Nuova. Intanto stanno arrivando anche dietro i 3 che stavano seguendo. Altri ringraziamenti per la Bruno Antonio Costruzioni, alla Nuova CSMS, alla Baldacci Franco, alla Rinati, alla Oma Impianti e alla Termosanitaria 1965 Turini. Altre anche alla Suntime, alla Zipoli.clima e alla Tranceria La Stella, da dove si è partiti. Mentre dietro è il campione abruzzese del team Belvedere, con gli atleti della Infocars scatenati nella rincorsa. Fontana, che stava provando a venire via con il corridore del team Belvedere alle sue spalle. Gruppo è lì però, gruppo è lì. Luca Sartangelo era il corridore della Belvedere che stava provando, e siamo veramente, si sta risalendo, siamo già praticamente vicini all'ultimo chilometro. Menici aveva perso un po' di strada, soprattutto sullo strappo di Lazzaretto. Si ritorna compatto, il drappello davanti, ci si va a giocare una volata che vedrà protagonisti. Vedremo se la Work Service Coratti non è andata a buon fine. Il tentativo di Monty Mannion al suono della campana. Vedremo adesso chi si giocherà e chi riuscirà a vincere questa gara. Stiamo veramente solo attendendo di vedere il finale per vedere anche chi si aggiudicherà questo Gran Premio, questo trofeo Panificio Vescovi. Ancora qui con la gara, prova di Stefano, parte il corridore dell'Empolese, maglia Empolese, prova a sorprendere il controllo della Work Service Coratti, ma subito attento anche gli altri atleti, con Graziani che stava facendo l'andatura. Vedremo, adesso è Favilli che si mette probabilmente al lavoro per il compagno di squadra, infatti Agnini a ruota, Favilli il campione regionale che prova a lanciare la volata per Agnini, un po' di difficoltà Graziani che si è staccato, Dell'Olio sulla ruota di Agnini, poi Ferraro, Mannion, Fiumara, Menici, Di Stefano. Vedremo chi, adesso un grande lavoro, trainata forte di Emanuele Favilli che sta provando di lanciare alla perfezione il corridore lucchese del gruppo sportivo Iperfinish. Appena praticamente si sposterà, sarà volata e parte in anticipo, anticipa tutti Monty Mannion, e adesso scatta anche in questo momento Edoardo Agnini, parte Agnini con Ferraro sulla destra e prova a risalire anche Francesco Dell'Olio che rimane a ruota. Esce ora Francesco Dell'Olio, esce ora e rimonta. Dell'Olio sembra essere in rimonta, la strada che tende leggermente a salire. Dell'Olio contro Agnini, Agnini si mette a sedere, Dell'Olio è già passato, è davanti il corridore del Pirata, Samari Gambi, e va a vincere Francesco Dell'Olio davanti ad Agnini, Ferraro, Fiumara, Mannion, Di Stefano e Graziani e Favilli e Menici. Bravissimi veramente questi atleti che sono riusciti a farci divertire. Eccolo qui l'arrivo di Monty Mannion, arriva ora Duccio Menici, eccolo lì, si è staccato nel finale quando ha preso l'iniziativa, il corridore volata, si è sganciato il campione veneto Ceccato che anticipa quindi la volata del gruppo. Vediamo se riuscirà a prendersi la 10ª posizione, ed è proprio così. Edoardo Ceccato della Infocars Este Motor si prende la 10ª posizione, quindi finisce qui il trofeo Panificio Vescovi, la prima gara di giornata della Stella di Vinci. Noi veramente abbiamo visto una bellissima gara, la vittoria di Dell'Olio, forse ha anticipato troppo Agnini, su Agnini e Ferraro. Noi vi lasciamo alle interviste di Rito. E vediamo il successo che fa Francesco Dell'Olio del Pirata Cosmetal Vangi Samaricambi, è arrivata questa vittoria in un percorso sicuramente che non presentava salite impegnative, però comunque sei stato scaltro a entrare nel tentativo giusto e poi scaltro soprattutto nella volata a prendere la ruota giusta e bucare il Agnini che aveva preso la volata forse troppo lunga. Certo, è stata una gara non molto difficile dal punto di vista altimetrico, ma l'hanno resa difficile i numerosi tentativi di fuga.
Sulla seconda volta abbiamo fatto la salita di Cerreto Guidi, c'è stata una forte selezione, sono riuscito a rimanere comunque con i migliori, è uscita via questa fuga, sono riuscito a gestirmi al meglio e poi in volata ho dato il meglio di me. Questa vittoria la dedico al mio direttore sportivo, alla mia squadra e alla mia famiglia, grazie anche ai miei compagni di squadra. Edoardo Agnini del gruppo sportivo Iper Finish, ennesima prestazione di questo 2025, finora da incorniciare. Forse una volata un po' troppo lunga perché l'hai presa di testa probabilmente. Sì, sono partito un po' troppo presto con la volata, però via, sono comunque contento del risultato, dato che in settimana mi sono stoppato per 4 giorni e ho cominciato ieri l'altro a ritornare ad andare in bicicletta. Lorenzo Ferraro del team Work Service Coratti, siete stati veramente protagonisti quest'oggi, entrati nella fuga con ben 3 atleti effettivi, non è arrivata la vittoria però un podio, una prestazione che sicuramente ha dimostrato anche il vostro gruppo. Sì, sicuramente era una gara molto impegnativa, oggi non presentava salite molto lunghe ma con molti strappi. Su uno strappo c'è stata una selezione molto lunga da parte del mio compagno Monti, abbiamo fatto una bella fughetta che poi arriva dall'arrivo, è un po' comunque da morale per le prossime gare questo piazzamento, sicuramente si puntava alla vittoria però sarà per le prossime volte. Valerio Vescovi, ormai siamo giunti alla 31esima edizione di questo Gran Premio Panificio Vescovi, da sempre vicino al ciclismo giovanile è uscita fuori una bellissima corsa con questo gruppo che come sempre cura al meglio anche questa organizzazione. Sì, è vero, anche quest'anno non ci siamo smentiti, anzi non si sono smentiti quelli che realmente hanno organizzato, perché c'è un gruppo molto compatto che da 31 anni praticamente persegue questo obiettivo e credo che sia in questo momento dove il ciclismo italiano, a dire la verità, non è che sia dei migliori, sia uno sprone per tutti a far sì che praticamente il ciclismo rientri nelle quelle abitudini che avevamo di essere all'avanguardia. Purtroppo in questo momento ci manca qualcosa che non riusciamo a trovare. Soprattutto una gara che tende a ricordare anche una persona legata, che ha dato tanto al ciclismo come Claudio Cecconi, una persona del posto, una persona che amava questo sport. Ma io mi ricordo di Claudio quando mi venne a cercare a casa e mi disse: senti Valerio, si deve fare questo qui, si deve fare una gara ciclistica che deve comprendere un giorno intero. Io accettai subito perché sapevo chi era Claudio, era una persona talmente geniale per questo sport e di lì cominciammo un percorso che poi trovammo insieme anche Giuliano Baronti, altra persona stupenda. Abbiamo passato questo tempo insieme e purtroppo sono venuti a mancare. Sono cose che restano, il dolore che ci hanno lasciato e vedere però questa gara ancora in piedi e essere all'avanguardia in Toscana dà una grande soddisfazione per noi e credo anche sperare per loro. Via.